Tanarghè è un toponimo evocativo, un nome che viene da lontano e fa pensare ad un mondo popolato da uomini antichi. È un grande avvallamento protetto dai monti di Pontesu e di Sumillone, ricco d'acqua, rocce diffuse, spazi aperti e radure. Tanarghè è anche il nome scelto per un itinerario che propone un'escursione ricca di valori naturalistici. Un'escursione di grande impatto emotivo, sia che si svolga nei mesi freddi, quando l'ambiente è scarno ed essenziale e il vento fa ondeggiare sinuosamente i flessuosi steli delle Fedra, che in quelli primaverili, quando la montagna è addobbata a festa dai colori sgargianti delle fioriture. A far compagnia agli escursionisti per l'intero svolgersi del percorso, il frequente scampanellio del gregge errante delle capre, pronte a darsi alla fuga all'avvicinarsi del visitatore, gruppi di placide mucche locali che osservano incuriosite il passaggio di persone a loro sconosciute e anche una piccola mandria di cavalli bradi che si concedono nell'emozionante visione del loro galoppo sfrenato tra i cisti e le rocce. Si parte da Iannas, Monti di Ergoli. Siamo nel valico che separa il Monte Senes e le cime di Norghio a nord-est dalla lunga dorsale che porta alla punta Sumillone e a quella di Pontesu a sud-ovest. La dorsale si estende dritta, ricca di avvallamenti, e comprende l'intero svolgersi del percorso. Appena lasciata Iannas, si è subito dentro il bosco di Leccio. Una comoda pista porta a Predalonga, un modesto ammasso di granito che offre però dalla cima uno straordinario colpo d'occhio sul bosco che copre la montagna. Di fronte si estende la piana di Siniscola e sullo sfondo il grande Monte Albo, che farà da spettacolare quinta scenica nel versante a nord dell'intero percorso. Il bosco è ricco di vita ed è composto per lo più da piante giovani che circondano e proteggono i pochi esemplari ultracentenari ancora rimasti. Sono i sopravvissuti ai tagli recenti, fatti per procurare legnatico al paese, ma soprattutto alle grandi campagne del passato, finalizzate alla produzione del carbone in larga scala. Il rudere della caserma forestale di Talaché conserva ancora intatta l'antica struttura esterna, utilizzata sino agli anni 40 del secolo scorso. Dopo l'abbandono, le stanze interne e gli ingressi sono stati ingegnosamente modificati e adattati all'altra grande e importante attività praticata nella foresta, l'allevamento dei maiali allo stato brado. Dopo una breve camminata si arriva ad una radura coperta da superbi alberi secolari dove si trova l'antica porcilaia di Cuile Surru, interamente costruita con blocchi di granito, le cui dimensioni danno una chiara idea dell'importanza dell'attività svolta.
Si avanza dentro il bosco di Seliche d'Arcia, suggestivo e tenebroso, ricoperto di muschi e denso di odori. Sul finire dell'inverno, lo sbocciare dei ciclamini vivacizza e dà un tocco di colore a questo mondo di ombre perenni. In alcuni punti il bosco si apre in ampie balconate che consentono rilassanti visioni panoramiche. I lecci cedono così il posto a imponenti ontani neri, cresciuti rigogliosi intorno alla generosa sorgente di Venturu, una delle più importanti di questa montagna ricca d'acqua. Poco più avanti si esce dal bosco e si sbuca nella radura di Pirastru tortu, toponimo ben giustificato da un annoso esemplare di perastro storto. Il paesaggio cambia radicalmente, aprendosi in un lungo e degradante costone spoglio, ricoperto dal cisto e dall'erica. Solo radi alberi spuntano qua e là. D'ora in poi si cammina all'aperto, a mezza costa, direzione sud-est, in mezzo a pascoli rustici. Giunti in fondo, al confine di un rimboschimento artificiale di conifere, si inverte totalmente il senso di marcia e si entra a Pontesu. Pur trovandoci sempre in mezzo ai rocciai, Pontesu si presenta in modo diverso, originale e insolito, e riesce a dare una piacevole sensazione di essere altrove. Il paesaggio è armonioso, fatto da gradevoli balze di granito, piccole radure, pozze temporanee e antichi ricoveri per il bestiame. Ci sono anche le mura della baracca dei pastori, perfettamente intatte, capaci di evocare la presenza e la fatica degli uomini che vi abitarono. Punta Pontesu è lì che attende il visitatore. È una balconata straordinaria sulla grande piana attraversata dal fiume Cedrino. Sullo sfondo incombe il Tuttavista, l'altra grande montagna calcarea della baronia. Sulla cima, lecci centenari portano i segni della furia del vento e delle tempeste. I fulmini hanno fatto più di una vittima, come raccontano alcuni tronchi spezzati e inceneriti, ma caparbiamente ancora in piedi.
Ponteso offre anche un campionario assortito di rocce straordinarie che il vento e l'acqua hanno modellato, scavato e arrotondato con infinita fantasia. Dall'altra parte c'è la vetta di Sumillone, la più alta della dorsale, con i suoi 826 metri. È un posatoio ideale per l'aquila reale, che in queste montagne è di casa, tanto che non è difficile vederla attraversare veloce il cielo, diretta chissà dove. In mezzo alle due montagne si estende Tanarghè, un pascolo storico, ancora frequentato dai pastori, eredi di quanti abitarono l'antica baracca, le cui mura sono ancora perfettamente conservate. A Tanarghè sgorga la generosa sorgente che fornisce l'acqua alla fonte di Santu Micheli, che si trova in fondo alla valle ed è una importante risorsa per la gente di Ircoli. Ora si avanza a metà costa, ma stavolta in direzione nord-est, sino al valico di Ianna Uneddu, dove poco distante, nell'altro versante, c'è l'omonima sorgente. Da questo punto si segue un comodo sterrato inciso sulla cresta della dorsale che offre panorami suggestivi da entrambi i lati. Lungo il percorso si incontrano ancora le mura degli antichi ovili di Abba Vritta. La lunga e piacevole camminata termina al valico di Iannas, punto di partenza e di arrivo del percorso.